Buon pomeriggio a tutti, Casa Gala, ore 17, biretta Icnusa, italiana, poi tutti dicono sì ma la fa, non me ne frega. È sarda, italiana, viva l'Italia, evviva, evviva, evviva. Allora, questa la dedichiamo agli amici di Portomotori, di La Citroen Portomotori Tavagnaco, ma anche quelli di San Donà e di Portogruaro, che lavorano ancora per eventuali emergenze, eccetera, cambio gomma, eccetera. Grandi. Ciao ragazzi, e gli dedichiamo due barzeltine piccantine. Oggi due piccantine. Allora c'era questa qua, momento di crisi, arriva a casa l'uomo, femminile, problema, finito il lavoro, cale un casino, cano vin pui bes, finito, bonde. Tu sei facciamo a biele, sei ancora bella, così colà, giovanile, sai una cosa, vai e fai il lavoro più vecchio del mondo. C'è? Ma sei tomato, hai di là fare... Ma vai tranquillo, prova, no? Si prova una volta, io ti porto a mezzanotte, ti aspetto un'oretta, vedi, no? Cosa? Sì, anche sei bella. Oh, non sono poi bes, eh? Insomma, sta qua la convince, si trucca bene, tic e tac. Lui a mezzanotte aperto per zona stazione a Udine, si mette lì, boh, fa un'oretta e dopo io ti aspetti qua. Oh, dopo un'oretta lei arriva un po' tutta oh, une robe? Franco, ma ci sei seduto? No. Disastro, no, una roba vergognosissima. Un'ora sei stato. Oh, ho tirato su 351 euro. E porca miseria, ma chi ti ha dato un euro? Tutti? Poi questa è spettacolare. E poi lei era presa bene. Allora c'era questa vecchietta, la signora Dina, la vecchietta Dina, che camminava per strada. A un certo punto, non so, zona, adesso non mi ricordo, a un certo punto aveva due belle borse di nylon grandi, e da una borsa gli cadevano 20 euro, dopo un po' altri 20 euro, bucata la borsa, 20 euro, passa di lì una pattuglia dei carabinieri e conosceva le signore lì. Signora Dina, moment, ferme, buonissimo brigadiere, ma è Pier Besi, 20 euro di continuo, a seminare 20 euro in tutte le strade. Oh, che scusi, no, ma c'è molto che bes, no, due regolare, ma c'è, signor brigadiere, sa che io sto in quella casa vicino alla discoteca, ecco, io ero stufo ogni mattina del weekend, a 5 miege, facevo in casino e venivo a pisciarmi dal recinto di casa me. Mi sono stufato, ho preso le forbici, quelle da siepe, mi sono messo di fronte e appena vedevo un pisello dicevo, frut, o tu mi dai 20 euro o ti tai il pisello. E porca miseria, ma in quell'altra borsa sono quelli che non hanno pagato. Allora vi ricordo di stare a casa, che il plateau, sai, i grandi dicono il plateau, siamo arrivati. Adesso teniamo dura Pasqua, ci facciamo gli auguri Pasqua con la barzellettina vergognosissima, Pasquetta facciamo un'altra, e quindi da Casa Galas, da Berto, eccolo qua, ecco qua, Berto saluta, Berto cane esperto. Ciao.